Lucio Tiozzo, capogruppo del PD in Consiglio regionale Veneto. Quali saranno le azioni del PD per stimolare il neoassessore Giorgetti a riavviare le opere per il risanamento del vallone Moranzani? Ma intanto va detto che c'è un errore commesso dal mio punto di vista da Zaia, laddove questo tema così delicato e così complesso doveva essere gestito con più rapidità e efficacia. Si arriva in grave ritardo nel dare l'incarico a Giorgetti di seguire tutta questa vicenda. Capiamo che ci sono state tutte le questioni legate alle vicende giudiziarie, ma è un tema troppo importante per i cittadini di questo territorio, per il sistema delle imprese che devono operare in forme nuove all'interno di questa realtà. Bisogna istituire subito un tavolo di concertazione che metta attorno tutti gli operatori che erano già intervenuti nell'accordo del 31 di marzo del 2008 e ridefinire alla luce della fase nuova, delle emergenze nuove, delle difficoltà e della mancanza anche per certi versi di risorse, ricostruire un tavolo e ridefinire in maniera più puntuale gli obiettivi. Nei prossimi giorni già domani anzi, presenteremo una richiesta di incontro in sede di 7ª Commissione Ambiente con l'assessore Giorgetti e con il Presidente della Commissione per fare il punto della situazione, ma capire soprattutto la Giunta regionale su questo punto per il ruolo di coordinamento come intende procedere.